Ciao, buongiorno a tutti. Allora, questa volta facciamo un sentiero diverso dagli altri. Siamo a Monfalcone e faremo il percorso tematico della Grande Guerra. È un giro ad anello di 4 km molto facile che ci farà scoprire le trincee, i punti di appostamento durante la prima guerra mondiale. È molto bello, interessante, non è assolutamente difficile, quindi è adatto anche a famiglie con i bambini. È una passeggiata molto piacevole e adesso la proviamo, vediamo un attimino com'è e poi ne tiriamo le conclusioni. Allora, la prima trincea che incontriamo è la trincea Joseph. È un percorso veramente eccezionale da farlo almeno una volta perché è un'esperienza incredibile. Si percorre e si può camminare lungo le trincee per diverse centinaia di metri. Sono tenute veramente molto bene, sono conservate in modo esemplare e fino adesso il percorso è preciso, ben segnalato e pulito. Io ve lo consiglio tantissimo perché è veramente una grande emozione, si respira veramente la storia. Ci sono dei cancelli che mettono in sicurezza le parti scavate all'interno della roccia, però questo è aperto e io, siccome sono curioso, nella speranza che dentro non ci siano orsi, andrò a vederlo. Vabbè, ovviamente con la telecamera non riprende più di tanto, però è una caverna scavata nella roccia dove probabilmente tenevano le munizioni. Bene, lungo il percorso se si vuole si può fare una piccola deviazione, si arriva alla rocca di Monfalcone e io ve la consiglio assolutamente. Come vedete dal cielo si sta scatenando l'inferno e mi sa che me la beccherò tutta, però ne valeva veramente la pena perché il percorso è una figata veramente.
Allora, fare un trekking di più di 2 ore in mezzo alle trincee non è cosa da poco, quindi io vi consiglio di farlo almeno una volta nella vita. E siamo a Monfalcone, provincia di Gorizia, e il percorso è ben segnalato, è molto semplice, non è per nulla difficile, è adatto alle famiglie con i bambini. Il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, se vi fa piacere e a noi soprattutto iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora, ciao ciao!